Presidente Mario Pozza, a Cesena di Valmarino 3 giorni dedicati all'Italia e all'America Latina. Di cosa si tratta? Ma si tratta di un'opportunità di mercato che va dall'agroalimentare al biotech, alla meccanica, alla produzione di biciclette, quindi ce n'è per tutti i settori. Noi abbiamo una specificità che è quella della piccola impresa, della media impresa, ma abbiamo anche tantissimi comparti, tantissimi distretti che possono essere utili a far crescere l'export delle nostre province e del nostro Veneto. Nelle giornate ci saranno dei B2B e poi delle visite aziendali dove porteremo a vedere tutti questi comparti, tutte queste aziende, e sono quindi visite mirate, già preparate, in modo che si possa vedere con mano, toccare con mano com'è la produzione e qual è il nostro sistema produttivo. La Camera di Commercio di Treviso Belluno in prima linea per questa sinergia. Siamo in prima linea assieme a Venice Promax, l'Agenzia per l'internazionalizzazione delle Camere di Commercio, perché uno dei compiti delle Camere è quello di promuovere l'economia in tutti i suoi aspetti, a 360 gradi. E noi vogliamo essere al fianco dei nostri imprenditori e delle nostre famiglie. Qual è la risposta degli imprenditori, sia italiani sia quelli dell'America Latina? La risposta degli imprenditori io mi spero che ci sia e sia positiva. Sta a loro cogliere queste opportunità, sta a loro capire che ci sono delle prospettive, che ci sono dei mercati e che questi mercati possono essere questi. Davanti a noi abbiamo delle praterie perché il Made in Italy piace, per l'italianità che c'è in questi paesi, e quindi ci sono tutti gli ingredienti perché riesca bene tutta la partita. Oltre a questo evento stiamo programmando per la tarda primavera un altro grande evento col sud-est asiatico, altro mercato importante. Solo 2 nazioni fanno 3 miliardi di abitanti, India e Cina. Nella missione di Singapore che abbiamo concluso pochi giorni fa abbiamo messo le basi proprio per guardare a quell'area con molto interesse. Quindi America Latina, sud-est asiatico, non abbandoniamo i mercati tradizionali, Europa e Stati Uniti, ma bensì guardiamo a quali sono le prospettive del mondo. La Camera di Commercio sta investendo molto sull'internazionalizzazione, è un nostro compito e quindi cerchiamo di dare soddisfazione ai nostri imprenditori.